Buonasera e benvenuti all'edizione di oggi del notiziario di Prealpina.it. Colpo di scena nel mondo della politica. Umberto Bossi è stato eletto alla Camera. Poco dopo le 17 di oggi era stato il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, a lanciare la bomba. Il Ministero dell'Interno, aveva scritto Calderoli, nell'attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possono ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore venisse corretto, allora Umberto Bossi tornerebbe in Parlamento. Di lì a pochi minuti la conferma dell'elezione di Bossi sul sito del Viminale. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto questa mattina Bruno Arena, il comico varesino che con Max Cavallari componeva il conosciutissimo duo dei Fichi d'India. Andiamo subito a vedere il servizio di Mario Visco con il ricordo di Bruno Arena del regista Enrico Vanzina. Il grande cuore di Bruno Arena ha smesso di battere la scorsa notte. L'ex giocatore delle giovanili del Varese Calcio, nonché allenatore del Bosto e prof d'educazione fisica, reinventatosi comico di professione accanto a Max Cavallari nel 1988, aveva 65 anni. Milanese di nascita, ma varesino d'adozione e fico d'India per scelta e per amore, Bruno, piagato ma non piegato da un aneurisma nel 2013, ha saputo regalare al grande pubblico di TV e teatri la parte più luminosa di sé, una parte fatta non solo di sorrisi, ma di grazia, come sottolineava stamane il regista Enrico Vanzina, che lo diresse nel film Le barzellette del 2004, in questo vocale. Guarda, sono in viaggio. Allora, l'unica cosa che ti posso dire, io ho fatto solo un film, Le barzellette con loro, e uno potrebbe parlare di lui ricordando la sua grande capacità comica, istrionica, facciale, di mobilità fisica anche. Io però se c'è un ricordo di lui è la sua grazia. Era qualcosa di particolarmente grazioso nel suo modo di essere, gentile e grazioso. Questo è quello che mi fece più effetto di lui. È stata ridotta in corte d'appello dall'ergastolo a 25 anni di carcere la condanna di Giuseppe Agrati, l'uomo di Cerro Maggiore accusato di aver ucciso nel 2015 le sorelle Carla e Maria dando fuoco alla loro abitazione. I giudici hanno deciso per lo sconto di pena ritenendo di non riconoscere l'aggravante della premeditazione. La difesa di Agrati, non appena avrà le motivazioni della sentenza, deciderà, come è probabile, di ricorrere in Cassazione. Si spera di non avere mai bisogno del loro aiuto, ma per il territorio sono fondamentali. Questa mattina il comandante provinciale, il colonnello Gianluca Piasentin, ha presentato i nuovi ufficiali dei Carabinieri che lavoreranno in provincia di Varese. Ce li presenta Massimiliano Martini con le immagini di Agenzia Blitz. Tempo di passaggi di consegna al Comando Provinciale dei Carabinieri. Questa mattina, mercoledì 28 settembre, il comandante provinciale colonnello Gianluca Piasentin ha presentato i nuovi ufficiali giunti a Varese. Il tenente colonnello Alessandro Giuliani, romano d'origine ma proveniente dall'Arma di Vicenza, assume il ruolo di comandante del reparto operativo. Il capitano Pierpaolo Convertino, pugliese trasferito nel Varesotto da Torino, da domani comanderà la compagnia dei Gallarate. Il tenente Giorgio Ganesi, in arrivo dal nucleo operativo radiomobile di Torre del Greco, dirigerà invece lo stesso reparto della compagnia di Varese. Nell'occasione sono state annunciate anche le promozioni di altri due ufficiali. Chiara Crupi, comandante della compagnia di Varese, è stata promossa a maggiore, mentre David Pirrera, comandante del nucleo investigativo, è diventato tenente colonnello. 14 parcheggi del centro di Varese saranno convertiti alla ricarica delle auto elettriche. Ci spiega tutto Pasquale Martinoli. Siamo in via Dandolo, all'angolo con via Speroni, nella zona a ridosso del Tribunale. Quelli che vedete sono due parcheggi convertiti alla sosta delle auto elettriche per la ricarica. Sono 14 in totale i nuovi stalli in città con questa destinazione e si aggiungono, sempre in fatto di novità, a due colonnine di ricarica per le bici elettriche collocate in via Manin, il comparto delle scuole di Masnago, e in piazza Beccaria. Gli altri 12 parcheggi per
per veicoli elettrici si trovano in Largo Martiri della Libertà, in via Vegno, in via San Michele Arcangelo, in viale Milano e in via Crispi. La polizia locale di Varese ha firmato l'ordinanza che attribuisce questi stalli alle auto elettriche con sosta massima consentita di 3 ore per la ricarica. E sempre a Varese, al Palace, congresso internazionale sulle infezioni virali. Andiamo a sentire il professor Paolo Grossi nel servizio di Barbara Zanetti. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Inizia oggi a Varese, presso l'Hotel Palace, il 6° congresso internazionale su infezioni virali nei pazienti immunocompromessi, con un focus particolare sui pazienti trapiantati di organo solido e i pazienti trapiantati di cellule staminali. Ci sono i massimi esperti internazionali che condivideranno con noi, discuteremo di quelli che sono gli avanzamenti relativi appunto alle infezioni virali in questa popolazione di pazienti, affrontando un po' tutte le infezioni virali con un focus anche sull'infezione da SARS-CoV-2, che è l'agente responsabile di Covid-19, che ha avuto un impatto rilevante nel mondo del trapianto e che ha visto il nostro Paese come il primo a livello globale a utilizzare donatori d'organo positivi per questa infezione. Quindi io credo che saranno 3 giornate intense di lavoro, ma dal termine delle quali sicuramente ci arricchiremo tutti in termini di conoscenze. Marco Rodari, il clown Pimpa, è tornato a Varese dopo un viaggio in Ucraina. Il suo racconto è nel servizio di Adriana Morlacchi. Siamo qui con Marco Rodari, il clown Pimpa, che è appena tornato dall'Ucraina e che ci vuole raccontare qualcosa di questa esperienza. Cosa ti ha colpito, Marco? Diciamo che soprattutto nell'ultima parte del viaggio, quando stavo al fronte a Kharkiv e poi si andavano ad affrontare, affrontare davvero i villaggi liberati, no? Perché era un andare incontro soprattutto ai bambini che per la prima volta cominciavano a respirare, no? Dopo mesi di isolamento, di guerra, di bombe, ed è stato da un lato stravolgente perché si trova davvero di tutto al fronte, ma dall'altro lato è stato anche straordinario il fatto di vedere questi bambini che dopo pochi minuti ci regalavano i loro sorrisi, no? La loro meraviglia, la loro voglia di vivere. È stato molto importante, ecco, per tutti noi. E quindi domenica sarai a Varese? Allora, io la domenica 16 sarò a Leggiuno, perché sto nel mio comune, perché la giornata della meraviglia sarà in circa 60 piazze in Italia, però ci sarà anche a Varese con tantissime associazioni, e la cosa bella tra le altre di questa giornata è che davvero unisce più di 250, oramai 300 associazioni in tutta Italia, le più diverse, ma tutte davvero con un unico scopo, quello di far passare una giornata meravigliosa, soprattutto ai bambini e non solo. E sempre con Adriana Morlacchi andiamo ora a occuparci del progetto Generazione Giovani, il servizio. Siamo qui con Marina De Iuli, Art Director di Generazione Giovani, un festival innovativo che adesso ci spiegherà. Allora, Generazione Giovani è un progetto che viene realizzato alla cooperativa di Viale Belforte e in parte al Salone Estense di Varese con il patrocinio e il partenariato del Comune di Varese, ed è una rassegna, un'esperienza di teatro dove all'interno ci sono workshop sulla voce, sul corpo, sulla musica, sulla pittura, la scenografia indirizzata a tutti, dai bambini alle fasce più grandi, ragazzi e adulti, e spettacoli dove l'interazione è sempre presente il momento conviviale con aperitivi, merende, ed è sempre presente la compartecipazione di altri artisti del territorio. Si svolgerà a partire dal 9 ottobre fino all'11 dicembre, quindi vi aspetto. Infine lo sport, ieri sera a Varese in campo la nazionale Under 20, il servizio di Luca Spriano.
Lo stadio Franco Ossola si è tinto d'azzurro. L'Italia Under 20 è tornata ieri a Varese 19 anni dopo la precedente apparizione, datata 2003. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, hanno affrontato e battuto la Svizzera col punteggio di 3-0. Ma al di là di ciò che è accaduto sul rettangolo di gioco, a rimanere negli occhi e nelle orecchie è stato anche il genuino incitamento del pubblico, in particolare dei numerosi giovanissimi presenti sugli spalti. Un tifo caldo e vociante che ha dato impulso a una nazionale che presentava giocatori di qualità e che ha interpretato bene il match, solida in difesa e pungente in attacco. Il continuo sostegno vocale dei tanti bambini giunti da tutta la provincia, allievi di diverse scuole calcio, è stata la gradevole colonna sonora del match. I piccoli si sono fatti sentire già dal pre-partita intonando l'inno di Mameli e hanno continuato con entusiasmo durante la gara. Un doppio sorriso, insomma, nella giornata azzurra vissuta ieri al Franco Ossola. Un doppio sorriso in campo e fuori. E continuiamo con il calcio con i risultati del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Nel girone A Casatese Varese 0-0 e Alcione Caronnese 4-0. Nel girone B Gozzano Castellanzese 1-0, Stresa Pondonnaz 0-1 e Rotondo 3-0 del Legnano in casa contro il Pinerolo, doppietta del difensore arpino inframmezzata dal rigore di Romano. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!